Fiossi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi portiamo qui all'Holt di Val d'Arc, ma vediamo come siamo arrivati. Era che non so, ma ho fatto sta strada perché c'è un parcheggio. Eccoci qua, noi partiamo da qui per questa escursione. Vi lascio qua sotto le coordinate GPX, GPS, quello che è. La strada per arrivare fino a qui, che deve essere l'ultimo punto in cui si può parcheggiare, non è bella, cioè è sterrata messa malino, quindi minimo serve una macchina abbastanza alta, se no toccate sotto, spaccate la coppa dell'olio e via. Quindi era qua, uccellini, silenzio e solo noi. Quello che avete visto prima è solo uno dei punti di interesse di questa uscita, quindi restate connessi. Siamo pronti? Simone, dai che andiamo, go go go! Vista l'ultima uscita, non ve l'ho detto, ma abbiamo preso io 3 e la Consuelo 2 zecche. Oggi ci spruzziamo per bene. Sì! La nostra partenza è dal comune di Mel, direzione Caserta Beta. Andiamo a vedere se l'hanno devastata o è ancora messa bene. E ricordatevi che partiamo dal comune di Mel, quindi Belluno. Da qui subito in partenza c'è una super vista sulle montagne che sovrastano la Val Belluna. Un po' di foschia, ma figo. Vi lascio adesso una foto con tutte le cime. A 20 minuti dalla macchina raggiungiamo località Foral. Ci sono 2 casette private e volendo potete arrivare addirittura fino a qui con l'auto, perché da qua poi comincia il divieto d'accesso, anche se dal parcheggio a qua onestamente la strada è messa peggio che non dal giù il paese fino al parcheggio, quindi insomma se volete rischiarvela potete provare. Noi continuiamo, guarda, 10 minuti siamo già a Caserta Beta. Siamo venuti per la mia macchina. Siccome ho una memoria fotografica non indifferente, quella dorsale lì mi sembrava palesemente conosciuta. Se volete andate a vedere, c'è il video che abbiamo fatto il giro delle Malghe, Malga Garda, Malga Vueric mi pare. È il giro che è stato la Consuelo, il giro per fare poca fatica, alla fine abbiamo fatto 25 km e non so quanti metri di dislivello. Boh. Perché lui ha fatto una deviazione. Sì, è colpa mia, sempre colpa mia. Ah, ste donne. Guarda qua. Tac, andiamo avanti. La strada proseguirebbe là sotto, no? Però siccome tutta strada anche no, c'è sta piccola deviazione, un po' trail, quindi un po' sul bosco, un po' meglio. Da qua vedo già i copi della Caserta Beta. Eccola qui. 35 minuti dal parcheggio, comodi, una culata perché ho preso un legno che non avevo visto, vabbè, non importa, capita, non puoi mica cascare sempre il Consuelo, bisogna che casco anche a me ogni tanto. E magari voi vi starete domandando, ma perché si prendono la briga di andare a controllare come è messa la caserta se poi la caserta non è realmente la loro meta finale? Perché? Perché non so se avete sentito le ultime notizie, ma il mondo continua a essere pieno di stronzi che arrivano, fanno il desfo e vanno via. Quindi adesso così mi prendo la briga di andare a verificare anche per voi come è messa la caserta. Andiamo a vedere. Guarda qua, un bel Cristo. Qua c'è un ragazzo che poverino non c'è più, lo salutiamo. E questa qui è la Caserta Beta, detta anche Caserta del Guardian.
Allora, casera del guardiano. Adesso la Consuelo ci apre la porta e vediamo là. Qua le dicono anche le robe, ma se voi avete problemi di comprensione non è colpa mia. Allora qua, super stanzone, soliti mobiletti. Adesso magari impisso una torcia così vediamo meglio. Allora là. C'è il camino in centro. Allora c'ho un po' di camino centrale con le piastre per cucinare. Figo. C'è anche la luce. Ah! Che cacchio volete di più? Anche la luce. Ma come al solito questi posti qua non sono alberghi, fioi. Quindi venite, fate quello che dovete fare e poi sistemate. Qua ovviamente magari c'è anche un po' di acqua corrente ma non potabile, no, non c'è neanche. L'acqua del contenitore potabile. Vabbè, qua i soliti strafantisi, inutile che andiamo lunghi col video che dopo ve la metto via. Qua che c'è acqua potabile, portata non so quando, va bene, non importa. Spegniamo la luce. Ok. Avete visto anche casera beta. Di qua è chiuso o aperto il lello? Legnaia. No. Di qua c'è un'altra bella stufa e un'altra bella panca, 2 o 3 panche, quindi posto ce n'è. Luce anche di qua, guarda come, tac. Qua sembra tutto in ordine, quindi chi è venuto si è comportato bene. Questo rifugio è stato ripristinato, aiutateci a mantenerlo efficace e pulito, grazie. Andiamo un attimo di sopra, rapidissimamente, super rapidi. Qua c'è un chiavistello, tac, luce anche qua, brande come se piovesse, coperte, materassi, anche qua pulito, non vedo neanche tracce di escrementi di bestioline, robe varie, ok. Andiamo a vedere di qua, altra stanza, altri lettini, bello questo qua con i fioretti, guarda che materassino è. Beh, anche di qua pulito, chi è venuto si è comportato bene, bravi. Adesso torniamo giù. Vedete, scopa e paletta da usare. Qua magari se volete lasciate un contributo, già che non ho moneta a Drio e quindi non so cosa lasciare. Prossima volta che passiamo di sicuro lascio. Super tavolone con panca fuori, Consuelo. Di qua cosa c'è? Un super mega barbecue, un altro super mega tavolone con panca, canonata. Di qua non entro tanto che c'è legnaia. Va bene, adesso noi proseguiamo per di là e andiamo e seguiamo la dorsale qui che praticamente volendo si arriva fino al Grappa e si raggiungono anche le 2 casere Salvedella Vecchia e Salvedella Nuova. Una delle 2 è stata devastata, se non ci credete guardate qua su questo video, fidatevi di me. Una volta verificato il buono stato conservativo di Casera Beta, proseguiamo sul sentiero 2309 che combacia per il momento col 2307A e andiamo avanti su questa comoda strada forestale, mulattiera, forestale, boh, non è tanto foresta ma insomma, ok, avete capito. Arrivati a questo piccolo bivio la domanda sorge spontanea: proseguire verso destra sperando che di qui rimanga più o meno in costa e fare la salita al ritorno, o fare la discesa all'andata e poi sperare che veramente questa qua sia più o meno in costa e quindi fare alla fine un giro d'anello, quindi se poi si scende e poi si sale faremo l'ultimo pezzo in salita e proseguiamo verso destra. Onde evitare di rendere il video noioso è inutile che vi dica tutte quante le deviazioni, voi seguite sempre la mia ottima traccia GPS GPX Saga Nights che vi lascerò in descrizione e via andare.
da quello che mi pare di capire dovrebbe essere un boschetto di betulle, visto i tronchi, il colore, le macchie. Se qualcuno è un esperto in piante me lo faccia sapere. Hai detto foglie? Manga il monte, poi al ponte. Il mio amore è dubbioso su dove la sto portando. Sì, andiamo a fare un paio di cose, non spoilerare il video. Adesso vedi, con calma e pazienza, si trova tutto. Tanto qua tiracchia abbastanza e con le foglie, pur essendo secche, si sbrizia abbastanza, quindi forse è stato meglio farlo in salita piuttosto che in discesa questo pezzo. Guarda se non mi sbaglio, guarda là, scrutando fra le fresche frasche fronde, là in fondo, quella che intravedete su quel pianoro erboso è la malga Salvedella Veccia, quella in cui uno o più stronzi hanno devastato tutte le finestre, ma lo vedete nel solito video che vi lascio qua sopra. Noi dovremmo aver raggiunto quasi la cima teoricamente, mi auguro. Occhio che qua a una certa comincio a vedere del filo spinato, ma spinato, e mi sa che questa qua è l'ultima rampetta e poi da quel crinale lì dovrebbe essere arrivati la prima casera. Finalmente usciamo dal boschetto e arriviamo qua su questa cimetta. Ci sono un po' di crochi, un po' di crochi e c'è una bella vista, guarda qua. Adesso, sì, qua è bello morbido. Adesso andiamo in cerca della maiga, là vedo un po' di reti, quindi presto per le mucche, venirà su verso fine mese, penso, primi di maggio. Guarda come 2 ore spaccate di orologio, circa 600 metri di dislivello su per giù, siamo arrivati a Malgamont. Ovviamente si può salire anche per una comoda strada, ma non in macchina, presumo, anche se c'è il limite 30 all'ora, quindi forse in macchina qua quando la malga è aperta si può arrivare, presumo sì. Adesso andiamo a vedere, perché ci dovrebbe essere anche un mezzo bivacchetto, vediamo. Qui davanti a noi abbiamo la croce del Monte Crep, là. Non so, magari andiamo fin là dopo, forse. Girandoci Malgamont, che quando è il periodo ci sono le mucche e quindi si viene a comprare il formaggio, e qua a fianco c'è addirittura, come avevo detto, un bivacchino. Andiamo a vedere come è messo. Consuelo si appropinquia già a aprire. Guardala, che passione che gli ho fatto nascere. Scuri aperti, andiamo a vedere dentro. Che sbiromi, guarda come proloco di Miane, perché adesso siamo sotto la provincia di Treviso, siamo di Dammel, Belluno, e siamo a Miane, Treviso. Qua, se volete leggere, leggete. Bellissimo comunque, guarda che tavolone finto marmo. La focolare, la cucina, e di qua volendo, non so se si impissa la luce, no, però non vedete, ma ci sono 2 letti a castello, più un altro letto, più un altri 2 letti, ci sono 2, 4, 6, 7, 8 posti letto, un muccio dei careghe, bello, visto anche questo. Vediamo se per sbaglio c'è anche l'acqua corrente. No, che sarà da verso il rubinetto sotto, non importa. Tanto non era neanche questo il nostro obiettivo di giornata, ma comunque scriviamo qualcosa qua. Ma no, forse ricevato il CAI questo. Vabbè, scriviamo cani altri. Quella che non vuole mai far fatica, potevamo mangiare qua
visto che sono le 12:40, ora giusta, potevamo mangiare qua, no, andiamo a mangiare sulla croce. Dai, fermo questo ultimo sforzo e andiamo a mangiare sto panino, va. Eccoci sulla cima del monte Crep. Beh, effettivamente la Consuelo aveva ragione. Se poi non ci fosse sta foschia qua, è un gran bel posto per chiavarsi un bel paninetto. Ma c'è meno aria perché non ce n'è, adesso come che tacca a tirare, tira aria. Comunque bella visuale dall'alto. Adesso paninetto. Per la ricetta di oggi è più o meno il bis di quello della settimana scorsa, perché l'allelo è ancora sotto antibiotici. Se non avete visto cosa avevamo mangiato la settimana scorsa, guardate il video, perché vi facciamo vedere anche i posticini sconti, posticini fuori dalle rotte comuni. Comunque qua sempre hummus di ceci con fiade di lieto, tonno e maionese e pomodoro fresco. Buon appetito! Ma siomati, già devo smettere il tocco meglio. Ah! Schiumosa, cin cin a tutti quanti amici! Con vista? Era un aliante. Guarda. Ti vedi? Io non vedo, ti vedi? Ario che passa? Ario là. L'aliante telecomandato. Anche l'aliante vi faccio vedere cosa vede più della vita. Tucano. Comunque non so se lo avete capito e ci siete arrivati abbastanza facilmente. Praticamente siamo su questa cresta di Prealpi che praticamente corre da Prederago fino, seguendo giù per di qua, si arriva fino al Monte Grappa. Dalla parte di là è provincia di Belluno, dalla parte di qua è provincia di Treviso, e fondamentalmente qua fino dai primi del 1300 si sbaruffavano, sbaruffe ciosote, no, terra è mia, no, terra è tua, no, terra no, perché de qua così pascoli, no, de qua così a legna, quella. Insomma, fondamentalmente questa qua era poi diventata nel 1850 la linea divisoria tra Treviso e Belluno, ma il punto che effettivamente è preso come suddivisione dei due territori è lì sotto. E adesso noi, visto che abbiamo mangiato, bevuto e praticamente rancurato le nostre scoazze, andremo a farvelo vedere. È esattamente il punto in cui vi abbiamo dato il benvenuto in questo video. Ridiscesi dal Monte Crep, dalla croce, esatto, volevo farvi notare che fonti di acqua non ne abbiamo trovate, a meno che non vogliate condividere questa con le mucche e con i tritoni che ci vivono dentro, che si vedono ma sono abbastanza timidi e quindi non si fanno inquadrare dalla videocamera. Detto questo, arrivati qua a Malgamont, prendiamo la strada e scendiamo giù per di là e andiamo a vedere cosa troviamo. A dire la verità, qua dentro c'è un mix, ci sono sia tritonini che rane. Vabbè, rane, ci sono un sacco di uova anche, ma ci sono anche i tritoni. Sì. Come potete vedere, a pochi minuti dalla partenza, un bel video ben indicato, cartelli nuovi, via giù a sinistra veloce. Via giù a sinistra veloce. L'unica roba, stai attenti qui in bicicletta, perché i cuori come sderenai, e se non stai attenti ai rumori che arriva, Che dicono grazie. i ve ciappa sotto, quindi stai attenti. Andiamo giù di qua. Dopo essere scesi da questa alta montagna in mezzo a sassi e foglie molto scivolosi, Quindi se venite giù dal cartello state attenti, perché c'è tutto ghiaione con sopra foglie e rami, si fa presto a scivolare. le caviglie elastiche, si prosegue. Arriviamo su sta stradina e ci imbrecaniamo giù per di qua.
Holt de l'Arc 5 min. Andiamo verso l'Holt de Val de l'Arc. 5 minuti. Sentiero Val dell'Aro. Vabbè, andiamo giù di qua. Eccoci arrivati al cospetto dell'Holt di Val d'Arc. Come vi dicevo, dal 1350 fino al 1850, in ultima nell'850, si sono messi d'accordo e hanno definito che questo ponte naturale creato dallo scorrere dell'acqua che erodendo la roccia ha creato questo popò di arco. Quindi dalla parte di là se lo tenevano i bellunesi e dalla parte di qua i trevigliani. Guarda che figo, è praticamente un ponte di roccia. Qua c'è tutto il cartellino da leggervi, che adesso noi ce lo leggiamo, ma voi ve lo venite a leggere perché so che vi ho fatto venire voglia di venire qua da queste parti. È stata un'idea mia comunque. È stata un'idea della Consul, in realtà erano mesi che la volevo fare, solo che va bene. Anche qua, come sempre, la mamma degli stronzi ha fecondato. E qua, scolpita da questa parte, c'è, come potete forse intravedere, una scritta scalpellata sopra, che poi sul cartello che vi ho postato la foto vi leggete cosa c'è scritto. Questa è dal versante verso, diciamo, provincia di Treviso. Dall'altra parte ci dovrebbe essere una croce, adesso andiamo a vedere se c'è veramente. E adesso proseguiamo il nostro giretto d'anello. Giù per di qua, ma mi sa tanto che dopo avremo un po' di salita da fare. Ah, giusto una visuale anche dal lato bellunese del ponte di Val d'Arc. Bello, molto carino, però non troviamo la croce che ci dovrebbe essere scolpita, quindi o è sotto la vegetazione o siamo ciechi, non importa, andiamo giù. Ha senso fare questo giro ad anello? Boh, anche no. L'unica roba è che, vabbè, non rifai la stessa strada che più o meno è uguale, e perlomeno di qua ci sono un po' di più fioretti, guarda, fioretti. Ma adesso qua ci sono anche un po' di pini e quindi un po' meno foglie, però sì, andare e tornare dallo stesso sentiero, far l'anello, bah, più o meno è uguale. Di qua si allunga un po', vabbè, si cammina un po' di più, ma insomma. Guardate la particolarità di queste tegole, guarda che roba, a rombo. Che forte. Qua cosa che aveva? Il fogher? Ah no, qua c'erano altre costruzioni. Guarda che roba. Altra casetta anche qua. Adesso non ditelo alla Consuelo, ma adesso noi stiamo scendendo per poi risalire. Vado un attimo dentro a vedere cosa c'è. Qui c'era la stalla e sopra fienile o dove dormivano. E di qua probabilmente dove vivevano di giorno i resti, ovviamente. Va bene, dai, andiamo avanti che si allunga ancora. Poco dopo i ruderi arriviamo al cartellino che indica l'Holt di Val d'Arc a 50 minuti. Troviamo questa stradina cementata che purtroppo per noi indica Casera Betta a un'ora. Mi sembra un po' tanto, però infatti adesso saliamo per di qua. Stradina bivio a sinistra, si va su. Queste ve le mostro perché meritano, guarda che roba. Guarda che muccetto di primule. Bellissime, gialle. Ma perché in natura le primule sono solo gialle e se invece si comprano in negozio sono multicolor? Ma guarda qua, anche questi qua. Che bei fioretti. Cari.
servono tronchi. Che roba è. Alto il muro. Vedo una rampetta qua davanti. Eccoci che finalmente siamo arrivati all'alba delle 4:15 al bivio amletico di questa mattina, a destra, a sinistra, a sinistra. Volete 2 consigli? Allora, prendete questo per l'andata. Secondo consiglio, se avete voglia di fare un'uscita meramente sportiva e quindi fare allenamento, fate l'anello di qua che sappiate è 3/4 del ritorno in salita. Altrimenti ritornate per questo punto qua da dove siete partiti per andare su, tornate dietro dallo stesso sentiero, è anche più naturalisticamente parlando più carino. Adesso noi qua abbiamo Casera Beta a 5 minuti, altri 20 minuti siamo alla macchina e quindi Si rientra a casa? boh, finita ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video, spero vi sia piaciuto anche questo. Oggi ho pisciato un po' fuori dal vaso perché ho valutato un po' troppo male il discorso del rientro, ma Sono curiosa di vedere quanti metri. adesso vediamo, alla fine vi lascio i soliti dati e bla bla bla. Amici, amiche, ci vediamo la prossima volta. Ciao!